Andiamo a presentare l'ospite, un gradito ritorno, quello di un caro amico innanzitutto e poi di un politico, Corrado Callegari, ex parlamentare della Lega, attualmente porta avanti la sua battaglia con prima il Veneto, che è un movimento indipendentista. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te Enzo, sai che ogni volta che mi chiami io vengo qui volentieri, e un ringraziamento a tutti i tuoi telespettatori che oggi saranno qua in ascolto. Grazie. E poi una nota positiva, è un veneziano e sapete che io sono di adozione veneziana e da tanti anni che sono nel Veneto e ho cominciato la mia avventura proprio in quel di Venezia, centro storico. Allora, io sono veneziano, anche se nato in terraferma, sono veneziano da sempre. Sono nato a Mestre, ma sono veneziano da... Viva Venezia! Parleremo anche del 25 aprile, festa a cui sono molto legato. Viva San Marco! Viva San Marco! E basta! Sì. Si festeggia San Marco il 25 aprile. Allora, fai conoscere il vostro movimento. Beh, prima il Veneto nasce da una fuoriuscita di circa 10 anni fa dalla Lega, che a quei tempi si chiamava Nord, perché in rotta con la svolta nazionalista che aveva preso in quegli anni la Lega dopo l'uscita di Umberto Bossi. Noi avevamo dato l'adesione negli anni 90 alla Lega sullo spirito dell'indipendenza del Nord, poi quando hanno cambiato politica noi non ci siamo più riconosciuti e con un gruppo di amici siamo usciti fuori dalla provincia di Venezia, di Padova, di Vicenza, di Treviso e abbiamo dato vita a questo movimento che richiama un po' lo slogan originario del presidente Zaia quando tutti avevamo corso per lui alla conquista della regione, per ricordare quella che era la nostra missione. Infatti il nostro movimento si chiama Prima il Veneto, punto, che vorrebbe dire prima il Veneto e basta. Ecco, poi ovviamente ci stiamo un attimo un po' aggregando con altri movimenti indipendentisti, anche se nella realtà in questo momento qui bisogna ammetterlo, c'è un po' di stanca a fronte poi anche della delusione che si è avuto in questi anni qua dal referendum sull'autonomia. Sono passati oltre 2000 giorni. Noi sapevamo che con il referendum dell'autonomia non si sarebbe andati da nessuna parte, però era giusto dare l'adesione, partecipare, votare per dare un segnale a Roma che i veneti erano un po' stufi di una certa situazione. Il fatto che dopo 2000 giorni non sia cambiato niente sta a significare della considerazione che ha Roma del Veneto, cioè zero assoluto. Noi siamo solo buoni per pagare, tacere, o come che dice il Presidente, pancia a terra per raggiungere gli obiettivi, però dopo non portiamo a casa quello che noi vogliamo, che di fatto sarebbe quello di poterci tenere finalmente i famosi 15 miliardi di euro di residuo fiscale che il Veneto produce da Roma e che Roma non restituisce al Veneto. Quindi di fatto questo è un po' quello che è il pensiero del movimento indipendentista che rappresento. In pratica, in sintesi, un vecchio slogan che si utilizzava, via da Roma. Una volta i veneti dicevano taci mona. Sì, taci mona. Non aprire ancora i centralini, per favore. Vorrei che Corrado Callegari ci dicesse qualcosa sulla prossima festa del 25 aprile. Ho dimenticato di dire che Callegari, spero di non sbagliarmi, è stato anche segretario provinciale di Venezia della Lega Nord. Sì, per 10 anni. Per 10 anni, ricordavo bene, io ti ho conosciuto nel massimo del tuo splendore tanti anni fa. Era quando la Lega battagliava per l'indipendenza del Nord. Io ho fatto parte come parlamentare del gruppo parlamentare giù della Lega a Roma che si chiamava Lega Nord per l'indipendenza della Padania, cioè non Lega Salvini Premier o qualche altro ammenito. Quante cose che sono cambiate da allora. Purtroppo sì, dispiace perché molti di noi hanno dedicato 30 anni, io per primo,
a questo movimento qua, per dopo trovarci un po' con un pugno di mosche in mano. Un esempio, tu adesso citavi il 25 di aprile. Il 25 di aprile è la festa del santo patrono di Venezia. È mai possibile che in questa città non si possa festeggiare il santo patrono come avviene in tutte le città d'Italia? C'è sempre il diniego da parte della questura per motivazioni, si appellano a leggi, a cavilli, ad altro, di impedire perché noi facciamo ogni anno la richiesta che ci permettano di fare l'autorizzazione. Creano l'autorizzazione di fare, diciamo, col massimo beneficio di inventario questa tua risposta. Mi riservo di verificare. C'è il divieto, democraticamente. C'è il divieto di fare la processione, perché si vorrebbe fare una processione come si fanno in tutte le città d'Italia per il santo patrono, e c'è il divieto di poterlo fare. Ogni anno viene imposto il divieto, infatti non si riesce mai a organizzare niente. Quando voi vedete la piazza San Marco che si riempie di bandiere, di persone, è perché ognuno va lì singolarmente, senza organizzazione, senza niente, si presenta nella piazza e da lì cerca di festeggiare il nostro santo patrono, che, ricordo, è una cerimonia millenaria che risale storicamente all'828, quando venne riportata la salma di San Marco da parte di Mencar. C'è una storia, viene riportata a Venezia. Da quel momento là ogni anno viene celebrato il rito del santo patrono di San Marco, perché prima era un altro il patrono di Venezia. Dal momento in cui arrivarono la salma di San Marco, che era stata recuperata nelle terre arabe, da quel momento là si è celebrata la festa di San Marco, quindi si parla di più di 1000 anni. A questo, tra le altre cose, viene abbinato, che molti sapranno, la festa del boccolo, perché a Venezia il 25 aprile si regala il boccolo. Stai parlando con un veneziano, perché tu sai la tradizione, perché la tradizione dice che la figlia di un doge era innamorata di un tale Tancredi, che era un poveraccio e che va dopo a combattere nelle terre sante, muore sopra un rosetto e dà a Orlando, alle truppe di Orlando che rientrano in Europa, una rosa da portare alla sua amata. Da qui la tradizione del boccolo, con cui ogni veneziano, ma non solo ogni veneziano, ogni veneto regala una rosa alla propria amata. Questa è una cerimonia bellissima, insomma. Lavoravo e vivevo a Venezia. Il 25 aprile mi recavo in campo Santo Stefano, vicino all'Accademia, un campo grandissimo, c'era una gelateria Paolin, una fioreria, prendevo il boccolo, io non avevo l'amata, però lo dico ogni anno, lo regalavo alla ragazza straniera più bella che incontravo andando verso San Marco. Parlavo inglese, il tedesco non l'ho mai parlato, francese, inglese, spagnolo me la cavavo e lo davo. Loro si meravigliavano, io spiegavo. Qualche volta poi seguiva anche la cena, il pranzo, altre volte si prendevano il boccolo e ti lasciavano solo in mezzo alla strada. È un bel ricordo. E anche questa, Enzo, scusami, apri i centralini, sai, da questo momento potete intervenire. Va bene, grazie. E anche questa è una cerimonia che si perde nel tempo, perché riguarda secoli fa. E ripeto, quello che è incredibile è che lo Stato italiano, che noi riteniamo occupante, perché noi riteniamo lo Stato italiano occupante del Veneto con un plebiscito farsa avvenuto nel 1866, questa è un'opinione nostra, che ricorda tutti, anche quando si fa la celebrazione della festa d'Italia o cose del genere, ricorda
tutti che il Veneto è entrato dentro in Italia ben anni dopo al resto delle altre regioni. Comunque, al di là di questo, è una vergogna, io ritengo, che ci impediscano di celebrare il nostro santo patrono, considerando poi che io l'anno scorso, per esempio, sono stato in una città del Meridione importantissima, Matera, riconosciuta patrimonio dell'UNESCO, quindi un posto delicato e cose, e io arrivo là e improvvisamente mi accorgo che ci sono centinaia, circa 200, tra poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa, con casco, manganello. Vado a chiedere che cosa succede, perché lì hanno una tradizione di fare questa cerimonia del santo patrono, col quale corrono cioè trasportano un carro dove sopra c'è il santo, e alla fine di questa cerimonia bande di ragazzi saltano su questo carro, lo sbregano a pezzi per portarsi a casa questa cosa qua, perché dicono che porta fortuna chi si porta a casa il pezzo più grosso. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che in una città così, che non è grande per chi c'è stato, 13.000 persone che vengono da fuori, polizia in assetto, lì si può fare. A Venezia dicono che per questioni di sicurezza e di delicatezza non si può fare una cerimonia, come se noi veneziani fossimo sempre andati a spaccare roba in giro per la città. Quello che mi fa rabbia, sai qual è? È che danno le autorizzazioni ai cani e ai porci in Italia, e non danno l'autorizzazione per festeggiare San Marco. Mi riferisco alle autorità, ma vergognatevi! Penso che siamo l'unica città dello Stato italiano dove viene impedito di celebrare il santo patrono. Danno l'autorizzazione ai movimenti che vanno, le LGBT vanno per la strada, culi fuori, seni fuori, lingue in bocca, quelli sono autorizzati. Per San Marco niente. Perché io penso che lo Stato italiano ha paura di Venezia, ha paura del leone, ha paura del simbolo che questa città ha, perché ha 1000 anni di storia. Viva Venezia! Su quante persone potete contare? Su cosa? Su questo, prima il Veneto, su questo movimento? Ma siamo alcuni centinaia di militanti, ripeto, sparsi un po' in queste province. Se poi mi chiedi cosa abbiamo fatto politicamente, abbiamo partecipato a varie competizioni elettorali, sia comunali ma anche regionali, perché ricordo che il nostro movimento si è aggregato alle ultime regionali al Partito dei Veneti, che raggruppava tutta una serie di movimenti autonomisti indipendentisti. E dopo ovviamente cerchiamo di inserirci all'interno delle amministrazioni locali per quello che siamo in grado di poter fare, oltre ovviamente a mantenere rapporti con tutti i movimenti simili al nostro sparsi nel Veneto. Ti fermo, attaccano anche stavolta. Io ho chiamato perché, anche se io sono abruzzese marzicano, io appoggio l'autonomia veneta, anche la nostra zona è molto particolare, ha sofferto molto direttive da parte dell'Unione Europea, e stavolta non sono bufale, perché tante le industrie, quella dello zucchero che era il fiore all'occhiello della Marsica, ha dovuto chiudere per il mercato agricolo comune europeo. Ne avevamo 2 di zuccherifici, entrambi chiusi. Per dire, tant'è che come battuta, scherzando a casa con gli amici, dico: casa mia farei così, mi separo come a un episodio dei Griffin, mi separo dall'Italia e mi autodichiaro parte della Repubblica Veneta. Va bene Luca, ti ringrazio. Grazie, un abbraccio. Ricambio. Allora volevo intervenire su questo discorso dell'Unione Europea. Poi ogni tanto io ti fermo. Certo, hai ragione. Devi dire, perché non mi accorgo che magari sono collegati. Comunque l'ascoltatore citava un problema molto grosso, che è quello della cessione di poteri che ogni Stato che ha aderito all'Unione Europea ha praticamente concesso all'Unione Europea. E tutto parte dal famoso Trattato di Maastricht, con la quale praticamente lo Stato italiano, ma come altri hanno ceduto delle sovranità.
quella dell'agricoltura che ha citato adesso l'ascoltatore è una di queste, perché di fatto con questo ci hanno imposto il limite sugli allevamenti, ci hanno imposto i limiti sugli zuccherifici, perché abbiamo dovuto abbandonare zuccherifici, nonché anche coltivazioni, perché queste dovevano entrare all'interno di un equilibrio che l'Europa aveva stabilito. Poi, siccome le fila dell'Europa non le ha mai tirate l'Italia, perché l'Italia in Europa conta, come dicono qua in Veneto, el do de brisco la spada e con brisco la coppe. Lo dico spesso anch'io. Ecco, quindi, ma lo si vede con tutto quanto contiene. Quindi di fatto i regolamenti sono sempre stati fatti a immagine e somiglianza dei paesi che lo volevano imporre, tipo Francia e Germania, senza far nome di stati nazionali europei, che sono quelli che hanno sempre comandato in questo periodo qua. E probabilmente la Gran Bretagna a suo tempo se n'è voluta andare via perché non accettava di subire le direttive da parte della Germania e della Francia, hanno preferito uscirsene dall'Europa. Ci sono due notizie molto importanti, adesso ne parlo anche con il mio ospite, va bene? Hai sentito? Sì, finalmente la Corte di Cassazione ha detto che si possono tenere i crocifissi nelle aule, perché qualche islamico nel corso degli anni protestava, e io ho sempre detto: a casa mia è possibile che io non posso fare quello che voglio? E poi ho dato la mia solidarietà. Sicuramente Callegari, che è un rappresentante delle istituzioni, prenderà le distanze. Io ho dato la solidarietà totale a Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura di Fratelli d'Italia, perché ha detto quello che chi vi parla dice da tanti anni: è in corso una sostituzione etnica. Andate a vedere il piano Kalergi, quello che dice: incentivare le nascite, non arrendiamoci alla sostituzione etnica. Non l'avesse mai detto. I compagnucci della sinistra, abilissimi, quando c'è da contestare qualcuno, hanno protestato vivacemente. Il tuo pensiero al riguardo? Allora, il mio pensiero è questo, che non vedo differenza tra sinistra e destra, perché entrambi, quando vanno a governare, vanno tutte quante in America a prendere gli ordini e tornano a casa con il compitino. Lo hanno fatto nel passato tutte le persone che sono andate a governare. Per ultima è andata anche la Meloni, che ha dovuto andare da Biden, improvvisamente da no NATO, no Ucraina, è diventata sì NATO, sì Ucraina, con i carri armati che abbiamo spedito l'altro giorno, che sono passati. Ragione, siamo schiavi. Ma c'è un motivo per questo, perché il discorso della perdita della sovranità noi non l'abbiamo avuto solo con il trattato di Maastricht, ma ce l'abbiamo purtroppo con il mega debito pubblico che noi abbiamo in pancia come Stato italiano, perché quando tu hai, ho guardato l'altro giorno gli ultimi dati, 2.773 miliardi di debito pubblico. Cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra economia è in mano a chi? Allora uno deve andare a vedere come sono ripartiti questi titoli del debito pubblico, chi è che ce li ha in mano. Allora, già si dice, il 27%, esattamente 700 e rotti miliardi, sono in mano a istituti non residenti nel nostro paese. E chi sono gli istituti non residenti? Finanziarie estere, banche estere. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che questi qua possono decidere di rinnovarti o non rinnovarti il debito pubblico, come quando vai in banca che tu hai il credito con la banca decide di rinnovartelo oppure ti chiude il credito. Ricordo agli ascoltatori che questa operazione qua è avvenuta nel 2011, che io ero giù a Roma, quando l'Europa ha deciso di chiudere i rubinetti a Berlusconi. Cosa hanno fatto? Non hanno rinnovato, dando ordine alle banche francesi e tedesche di non rinnovare
un tot di titoli di Stato, esattamente per 150 miliardi di euro, perché questo dato che io vi dico potete andarlo a vedere tranquillamente. Tu eri alla Camera, io a parte che ero alla Camera, seguivo questa parte qua, loro hanno deciso di non rinnovare 150 miliardi di euro. Cosa vuol dire non rinnovare 150? L'economia italiana funziona con i titoli di Stato che vengono messi in vendita, perché non ha diciamo una liquidità propria. Mi fermo che sentiamo il teleascoltatore, dopo continuo su questo discorso. Stai dicendo delle cose interessanti. Perché non hanno... Dai, finisci velocemente. No, ma se vuoi dopo riprendo allora, questo discorso. Perché appunto, sì, ma... banche, debito pubblico e riprendiamo. Sono anch'io curioso di saperne di più. Buonasera. Buonasera Sbatalino, sono Anna da Venezia. Buonasera Anna. Saluto Corrado Caligari. Ecco, Stati... l'Anna di Venezia, adesso mi ricordo, ci conosciamo da una vita. Siamo stati militanti assieme, siamo stati tanti anni. Io ho preso parole da questa Anna. Non ti dico allora, che dicevo Corrado. Non ha peli sulla lingua, non li ha mai avuti, è la sua forza. Prego, Anna. Allora Corrado, dicevo che tu vuoi l'autonomia, la voglio anch'io, io voglio la secessione, ma bisogna andare a Roma a buttarli via tutti, hai capito? Buttare via destra e sinistra sono uguali. Allora l'altro giorno ho detto che se Salvini sta ancora con questa destra io non voto più, perché insomma siamo invasi da extracomunitari, se ne sono arrivati anche oggi barconi, ma che destra è? La Meloni è una grande parolaia, Catalino mi dispiace dirglielo per lei, ma la Meloni è una parolaia, È inutile dire, sono con la Russia, dopo con l'Ucraina ha mandato anche i carri armati in Russia, l'altro giorno treni pieni di carri armati, queste cose non si sanno. Comunque, insomma, Corrado, io sono sempre una secessionista, sappilo, però da soli non possiamo fare nulla, hai capito? Questo è il discorso, purtroppo, perché la legge elettorale non ce lo consente. Magari la Lega uscisse da questo governo, sarei contenta, e dopo va sulla sinistra, che facciamo? Hai capito? Più che indebolisci un partito e meno dà. Siccome che hanno creduto alle fanfaronate della Meloni, hai capito? Allora i leghisti che l'hanno votata li stanno bene, perché l'autonomia non l'avranno mai. Noi l'autonomia, Corrado, non l'avremo mai, perché per avere l'autonomia lo sai che cosa bisogna fare, tu lo sai, non lo dico ma lo sai, no, ecco. Comunque sono contenta di averti visto dopo tanti anni che abbiamo militato assieme, ti saluto, sappi che io sono sempre dalla parte tua comunque. Tu mi conosci che tipo sono, tu mi conosci, mi hai visto all'opera. Ti saluto tutti e due, sono molto felice di averti visto, Corrado. Anche a me di averti sentita. Grazie. Buonasera a tutti e due, salve. Grazie. Io approfitto della tua presenza per una, seppur sommaria, descrizione di questa Anna, perché lei era è una vita che mi chiama. Che tipo è? Deve essere una passionaria, un tipo sanguigno. Una militante della prima ora della Lega, cioè quando io sono arrivato in Lega, parlo agli inizi degli anni 90, lei c'era, sì, della terraferma anche lei, come della terraferma, ed era una sempre super attiva, e dopo molto critica anche, soprattutto quando ci sono state delle prese di posizione della Lega diverse da quelle che erano le idee che ci avevano portato tutti quanti ad aderire a questo movimento. Tu pensavi di venire qui da mio ospite ma insomma, la passionaria Anna era una che, quando, per chi ascoltava Radio Padania, ai tempi che c'era Radio Padania, la sentiva sempre. Si faceva sentire? Sì, era una Prima molto... di fermarci, concludi il discorso che stai facendo, sì, 2-3 minuti, allora, poi abbiamo la pubblicità. Il discorso è questo qua: noi abbiamo 2.772 miliardi di euro di debito pubblico. Sì. Il 27%, esattamente 763 miliardi, non sono in Italia, cioè sono di proprietà di finanziarie estere e banche estere. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che chi muove queste finanziarie, queste banche, muove praticamente il destino dei governi. E quindi che vada sulla Meloni, che vada su Conte, che vada su Letta, non cambia niente. Perché? Perché sempre le stesse cose
devono fare, cioè rispondere a chi ha in mano il denaro nostro. Considerate che gli italiani, le famiglie che hanno in mano i titoli di Stato sono l'8%, cioè mentre il 92% è in mano a una percentuale bassissima. Una percentuale bassissima. E la grossa fetta ce le hanno le banche e le finanziarie straniere, le finanziarie che sono in Italia, d'accordo? Una parte ce l'ha anche la Banca d'Italia, però quello che preoccupa è ripeto, Berlusconi quella volta lì è caduto perché non hanno rinnovato 150 miliardi di euro. Siccome quei titoli di Stato quando vanno, è un ragionamento un po' difficile da far capire, però bisognerebbe che i telespettatori riuscissero a capire questa cosa qui. Cioè quando lo Stato italiano ha bisogno di pagare le pensioni e gli stipendi degli statali, attinge al debito pubblico. Se il debito pubblico, cioè se i titoli di Stato che sono in scadenza, che sono a 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi, non vengono rinnovati, lo Stato italiano non ha la liquidità per pagare gli stipendi e le pensioni. E questa cosa qua è successa per la prima volta nel 92, quando c'era il governo Amato, che c'è stata una crisi economica nostra grossissima, che Amato ha dovuto fare, per chi si ricorda, dalla sera alla mattina 2 manovre, una da 60 mila miliardi di lire e una da 30 mila miliardi di lire, andando a mettere le mani sulle tasche degli italiani e facendo anche altre operazioni, perché dopo ve ne racconto una per chi magari non è addentro questa cosa qui. E in quel momento là era andata a buca un'asta bot, non c'erano i soldi per pagare gli stipendi e le pensioni, e c'è stato un casino in tutto il paese da quel momento che è nata la Lega, la paura delle imprese del nord che si sono tutte riversate in contestazione contro noi, perché a un certo punto quello che sembrava essere il benessere degli anni '80 era improvvisamente naufragato. Perché? Perché lo Stato emetteva titoli di Stato, per chi ha memoria, al 14 al 15% di remunerazione, d'accordo? Questo cosa voleva dire? Che quando lo Stato emetteva titoli di Stato con percentuali alte di interesse, vuol dire che dopo lo Stato italiano doveva pagare gli interessi e quindi il debito diventava sempre più grande. A un certo punto nel 92 è scoppiato. Hai dato l'idea. Eccoci di nuovo tornati insieme a voi, sempre con il mio amico Corrado Callegari, già parlamentare della Lega Nord, già segretario provinciale della Lega Nord di Venezia, attualmente con prima il Veneto, movimento indipendentista. Sì, volevo solo chiudere quel discorso della crisi economica di Amato, che ho parlato prima, del 1992 e 93, perché Amato quella volta non ha fatto solamente le 2 manovre che vi dicevo prima, da 60 mila miliardi e da 90 mila miliardi, e quel prelievo forzoso nelle tasche, se vi ricordate, dei conti correnti e cose del genere. Dalla sera alla mattina, sì. Ha fatto un'altra operazione più subdola che nessuno se n'è accorto, e che noi l'abbiamo pagata nel momento in cui siamo entrati nell'euro. Allora, prima dell'euro esisteva una moneta, chiamiamola elettronica perché di fatto non era una moneta cartacea, che era l'ECU. Non so se i telespettatori o anche tu, Enzo, ti ricordi che una volta gli scambi commerciali all'interno dell'Europa, quei pochi scambi commerciali, potevano essere anche fatti in ECU. L'ECU era la moneta di scambio, come adesso è l'euro, all'inizio degli anni 90. Cosa ha fatto Amato? Ha svalutato per 2 volte consecutive la lira nei confronti dell'ECU, portando il cambio che era a 1.300 lire tra lira e ECU, l'ha portata a 1.936,27. Voi vi ricordate che quando siamo entrati in Europa è stata la nostra il cambio a morte? Ma perché? Perché la svalutazione che Amato aveva fatto nel 92 l'abbiamo pagata nel 2002 quando siamo entrati in Europa. Ma gente come Prodi, perché il cittadino normale, anche io stesso, perché sta roba qua l'ho scoperta a distanza di anni, quando sono andato a cercare di capire perché il cambio era 1.936,
non lo sapeva nessuno, ma i tecnici alla Prodi sapevano benissimo che avremmo avuto questo problema qua, e molti sono andati a caricare il problema sui commercianti, su questo, dicendo sono loro che fanno la cresta. No, la svalutazione che abbiamo avuto dei nostri stipendi è stata perché siamo passati da 1.300 a 1.936, questo è stato, ma ci siamo passati nel 2002, non nel 1999, perché nel 1992 erano pochi gli scambi che venivano fatti in Europa, li abbiamo pagati quando siamo entrati direttamente, ma c'era chi sapeva. Io vorrei che tutta la gente sapesse di questa cosa qua. Potete andare in internet, vi guardate. Sono pochi quelli che sanno. Andate in internet, scrivete in Google cambio lira ECU e voi potete vedere la storia dell'ECU fino a quando è diventato anno per anno Grazie euro. Per la segnalazione, lo farò anch'io. Ma perché l'antica Repubblica Serenissima non viene amata da tanta gente? Perché siete soli a combattere con questa autonomia? Quando uno Stato ti occupa, la prima cosa che cerca di fare... Sì, ti occupa, perché noi riteniamo, almeno io ritengo lo Stato italiano uno Stato occupante, perché io sono italiano sulla carta d'identità, ma io mi sento veneto, perché l'Italia è una... diciamo una concezione geografica, hanno messo insieme delle cose, ma siamo popoli e realtà ancora per poco, diverse. Perché mi hanno mandato i miei telespettatori, le mie sentinelle, un contributo bellissimo. Vedrai, non so se la regia mi accontenta, l'abbiamo utilizzato nell'opinione fra qualche anno come diventerà l'Italia. Io non vedrò, vedi come cambierà l'Italia nei prossimi giorni. Al nord c'è la Cina italica. Questo te l'ha fatto Lollobrigida, scommetto. Africa del Nord, Calabria Saudita. Ah, che vergogna! Povera la mia Italia. Nel Lazio, Romania, Agropontina, più giù il Marocco. Ma sai, la Repubblica Ucraina padana, ecco, noi diventeremo Ucraina padana. Il problema, non ridete. Io il problema ritengo che sia anche la Repubblica Serenissima ha portato tanta gente straniera nelle proprie terre, ma era lei che li pilotava. Qua invece stiamo subendo un'invasione. È questa la differenza, perché non siamo noi che diciamo venite qua perché abbiamo bisogno di qua, perché c'è posto di qua, roba già. Noi stiamo subendo, ed è questo quello che sta creando, che fa saltare tutto, perché in realtà la Repubblica Serenissima ha sempre avuto un via vai di popoli all'interno delle proprie terre, non ci sono mai stati problemi, ma perché era Venezia che comandava e che decideva. Qua invece stiamo subendo un'invasione. E comunque sai, anche il discorso tornando al discorso della Repubblica Serenissima, la prima cosa che fa uno Stato quello che fa uno Stato compatte, cancella la storia, hai capito? Ed è quello che è avvenuto, perché nei libri di storia noi veneti non abbiamo mai studiato tutto il percorso di una repubblica millenaria, ed è lo stesso motivo per cui lo Stato italiano ci vieta di fare la processione a San Marco, perché hanno paura dei simboli. Hanno paura di fare la processione a San Marco il 25 se i veneti però, è vergognoso. Se i veneti avessero coraggio, che molte volte non ce l'hanno, bisognerebbe che tutti i 5 milioni... Ha detto no. Certo, però se i veneti avessero coraggio e avessero voglia di mantenere la propria identità, il 25 aprile dovrebbero scendere ognuno nelle proprie città, nei propri paesi, con le bandiere di San Marco per celebrare San Marco. Questo dovrebbe fare un popolo, come avviene in Catalogna quando fanno le manifestazioni a Barcellona, che vanno 2 milioni di persone in piazza. Perché? Perché lì sono identitari. Se tu sei identitario riesci a fare questo, però purtroppo il Veneto a volte gli piace fare a servetta. Secondo te un'azione di forza? No, non è una maggiore presa di posizione. Non serve forza, Veneto. ma se nei propri paesi ognuno esce con le proprie bandiere nella festa di San Marco,
senza fare manifestazioni, senza fare niente, senza creare problemi di ordine pubblico e quant'altro. Sarebbe una... la violenza è a sinistra. Ma no, infatti. La violenza non abita a destra assolutamente. Fammi salutare i tuoi splendidi ragazzi. Massimo, l'unico Callegari della famiglia che dovrebbe continuare nel... Massimo, datti da fare. Poi ci sono le sorelle di Massimo, le altre sue figliole, Alessandra ed Elisabetta Callegari. Me li saluti tanto. Hai un minuto, poi ci chiudono. Considerazioni finali. Vi invito a seguire la mia opinione, mi raccomando. Il crocifisso non si toglie dalle stanze. Prego. Allora, solamente un appello. Dobbiamo essere orgogliosi di essere veneti. E il 25, anche chi non può venire a Venezia, esponga il nostro glorioso gonfalone dalle finestre. Cioè, cerchiamo di imbandierare tutto il Veneto, facciamo capire chi siamo e la forza che abbiamo e l'identità che abbiamo. Viva San Marco! Sempre viva San Marco! Parterra, Parmar, San Marco! Sì. Parterra, Parmar, San Marco! E con questo saluto vi lasciamo. A domani sera. Grazie a tutti i telespettatori e grazie a te. Arrivederci, grazie.